Ma scusate, ci stavamo salutando così affettuosamente, che non si lasci il dubbio a qualcosa che non esiste, perché noi giochiamo, non solo con le palle, ma giochiamo anche con il divertimento della vita e di qualsiasi altra cosa. Lei sta veramente di cesto oggi, ha gli occhi rossi, la voce c'è? Non ce l'ho. Non c'è, Barella, Pigera, questo è fascino. Oggi è una puntata importante perché vedremo alcune realtà, credo diremo importanti, notevoli, oltre a parlare brevemente del prossimo nostro incontro. Siamo a -7 ragazzi, un numero fantastico. Noi domani dobbiamo coronare il 7 con una vittoria, non abbiamo altre possibilità, se no che ci sia da fare. Ma io purtroppo ho notato che il presidente Berlusca è ancora qui e ha detto: se non mi fai parlare ti licenzio, quindi io lascerei un attimo la parola al presidente. Prego. Grazie per questa opportunità. Sono ancora qui dopo una settimana in cui ho potuto osservare attentamente la vostra realtà dilettantesca, oserei dire, e sono lieto che mi si consenta di potervi annunciare che non avete capito niente. Ma grazie. Primo, perché quello che conta è solo la Serie A e la Champions League, e secondo, perché ormai è certo che voi così non arriverete mai da nessuna parte. E ve lo spiego. Quello che affascina milioni di tifosi, la vera poesia del calcio, è la sua imprevedibilità, che mai la moviola scenda in campo, perché tutti sanno che alla fine i conti tornano. La discrezionalità dell'arbitro sui giudizi rappresenta il fato, il destino, per taluni spietato, per altri invece la bilancia incorruttibile della giustizia, che in natura terrena non può essere altro che ondulatoria, su, giù, indovinalo tu chi sta su, chi sta giù. Tutte le squadre hanno i punti che si meritano e alla fine vince sempre il migliore. Voi siete antichi, siete obsoleti, siete superati, siete inutili. Capendo questo, lascerete perdere. Così ci evitereste una serie di riflessioni che veramente non significano niente. Crescete ragazzi. Io sono l'esempio. Grazie. Mi lascio senza parole, grazie per la sua presenza, ma io andrei un attimino a contestare quello che afferma il Presidente, perché spulciando qui e là ho scoperto una cosa veramente interessante, di cui lei non sa nulla, e anche se gliel'avessi detto l'avrebbe già dimenticato, che ci sono 9 gironi. Questo è un accorato appello alla tifoseria di Monterosi, alla città intera. Siamo a un passo, stavo limitando, siamo a un passo dalla vetta, dalla fatidica Serie C. Allora esistono 9 gironi, ok? Di Serie D. In ben 7 di questi gironi noi saremo primi con un largo margine di vantaggio, tra i 4 e i 7 punti di vantaggio. Quindi il campionato, si potrebbe dire, per noi sarebbe già finito. Gli unici 2 gironi dove ci sono squadre come Monza e Triestina, squadre abituate a palcoscenici da Serie A, che sono prime con 60 punti una e 67 l'altra. Ma nonostante ciò, anche in questi 2 noi saremo secondi e al massimo terzi, quindi saremo nei playoff, dico bene? Ma la cosa ancora più interessante, miei cari tifosi caldissimi, meravigliosi e che io vi amo, abbiamo, a parte una,
il miglior attacco e la miglior difesa. Questo, caro Presidente, sono cose che non si possono negare, venendo da un piccolo paese, dal basso, e soltanto con una piccola società che ha fatto delle condizioni etiche il suo credo. Quindi questo smentisce. Io mi auguro un giorno che lei vada a finire in prima categoria, anzi in terza categoria, e che non ne esca mai più, perché se lo merita, mi creda, se lo merita, mi creda. Ha qualcosa da dire a sua discolpa? Queste affermazioni lasciano il tempo che trovano, perché, come dicevo prima, quello che conta è la Serie A, è la Champions League, sono i diritti. Il resto non conta, sono dei conti così fatti in casa. Sì, ma lei ha mai giocato a pallone? Certamente no. E allora con quale diritto si arroga il diritto di essere presidente di una squadra di calcio? Lei dovrebbe fare presidente di un altro tipo di realtà, non quella di una squadra di calcio. Perché io dico sempre che l'allenatore deve essere un ex giocatore, che l'arbitro deve essere un ex giocatore, che tutti quelli che si appassionano e hanno un ruolo all'interno del calcio dovrebbero avere una conoscenza fisica, mentale, psicologica ed emotiva al gioco, per comprenderne tutti gli sviluppi e tutte le realtà infinitesimali che caratterizzano lo svolgimento di una sola partita. Marcellolfo, lei che tace disparatamente nella sua solipsitudine, ci dica qualcosa. Taccio perché pensavo ai gironi, si fanno sempre incontri infernali nei gironi, è per questo che ci sono queste difficoltà. Quindi lei sottolinea il fatto che esiste una realtà infernale. Certamente. Cosa intende per realtà infernale? Ce lo dirà il Frascone nostro. Le realtà infernali che è difficile passare, che non si può andare oltre quella realtà, quindi ti devi mettere in fila, no? E se uno non volesse mettersi in fila? Lì sorpassa e va avanti. Oggi voglio essere stringato perché già abbiamo detto tante cose. Lei intanto... Certamente noto che stamattina aveva un diavolo per capello il Presidente, meno male che mi ha tolto. E allora se lei mi vede col cappello, giusto? Se io faccio così, cosa ho fatto? Ha abbassato la cilindrata. Bravo, beh, lei veramente mi stupisce, e però non si alza più, protesterò con il meccanico. Sabato, come sempre, domani domenica abbiamo una partita difficile, non possiamo negarlo, con una bella squadra, tosta, con una grande difesa, con una squadra che gioca da diversi anni insieme, ci daranno del filo da torcere, anche perché purtroppo noi abbiamo 3 assenze pesanti, senza nulla togliere a chi entrerà in campo, perché abbiamo solo giocatori validi, però un Matusalem, un Salvatori e un Palumbo significano qualcosa. Ma ciò nonostante, Misterica, lei cosa sente, cosa ci dice? Io sento un'aria positiva. Sì, molto Tranquillo? Tranquillo. Guardi, io domani le chiederò ancora una volta se lei è tranquillo, oppure la domenica. Domani sarà un po' meno tranquillo, però... È un pochino più medievale, ma che meraviglia. Oggi è sereno, è vero. È vero, oggi è sereno, stranamente, la cosa o è meravigliosa o mi sta turbando, perché non so cosa voglio dire. Lei, direttora? La vedo male, perché domani veramente è una partita difficile. Anche le altre erano difficili, però domani... Questa è la più difficile di tutte. Io la sento più difficile questa che quella di Altalona. Non so perché, anche lei? Beh, stanno quasi sullo stesso livello, però questo... Questa è perché poi ci mancano le pedine. Ci manca il re, la regina, l'alfiere, il cavallo, abbiamo pedine. Spada. Dottoressa Frascona, la sensazione, il cavallo. Cosa fa un cavallo dal benzinaio? Non lo sappiamo. Chiede il fieno. Questa è una delle peggiori, ci ha aspettato oggi sabato per distruggere la nostra psiche. Frascona, la sua sensazione per domani? Io Bene, nel senso che non le mancano dietrie. no, la vedo positiva, cioè come... Ce la facciamo? Secondo me sì. Speriamo, ragazzi, riempiamo questo stadio, che abbiamo bisogno dell'affetto del pubblico, anche di quello consueto, ma anche di quello desueto, che significa? Che chi viene non è
porta fa contro. Quello non... Stavolta lei Frascona ha preso una toppa nella rame, quando c'è io non posso dire il pubblico che viene sempre è quello che non viene mai. Certo. Cioè nel senso non sa perché perché secondo me ci sta pure qualcuno che viene e che è meglio che non viene. La scuola sta dicendo che è meglio che qualcuno che viene non venga. Se te non vedi che criticavano, sta pure al bar qui a 100 metri. Questa è un'affermazione forte, oserei dire hard. Anche perché penso che in 2 anni, no, hanno quasi 2 anni si sta facendo qualcosa di importante. Bene, abbiamo detto poco fa. Invece di dare una mano, secondo me a volte ci danno la zappa dietro la schiena, però è difficile che ci pigliamo. Quindi vedete voi quello che potete fare, mi sembra forti di voi. Noi accogliamo con affetto e con rispetto le esternazioni di Fanascola perché è il suo diritto come uomo di esprimersi. Noi siamo per la parità di condizione e per la libertà di espressione. Quindi che noi concordiamo o meno non ha nessuna importanza, ma è importante ciò che il suo cuore mi ha trasmesso, perché è un fatto di cuore, quindi carissimi tifosi, aiutateci, perché domani è uno snodo importante e comunque sia, ricordatevi che il Monte Rosi sta vicino alla vetta ed è una matricola, un paese con 2 tifosi, per dire pochi insomma, no? Anche se sono aumentati tantissimo, e pensate che bello il prossimo anno se siamo in C, quanto crescono i tifosi, e sarebbe meraviglioso. Signori, non ho altro da dire, lei Macellotto ha qualche perla? Trattandosi della Nuorese faccio un riso sardonico. Questa è la meraviglia di avere dello staff Marcellotto, che poi ripeto in realtà è un chiro pratico nonché uno svitatore di ossa straordinario con delle mani fatate, che si presta al gioco del sabato mattina insieme a noi, anche perché sotto questa crina forte e meravigliosa c'è anche un cervello, voglio dire, e qui sotto che invece è nascosto c'è anche una causa che ma non c'è invece una causa, si faccia vedere perché lei è un'attrice meravigliosa. Don direttore, io le faccio i miei migliori auguri e sappia, perché è sempre stato così, che si vinca o si perda sempre io l'amerò, anche lei si vinca o si perda l'amerò un po' di meno, perché lei è Scorpione, non bisogna stare sempre da te, ma l'ascolta, a lei l'adoro perché è un ragazzo con un cuore d'oro al quale auguro le cose più belle della vita, di crescere i suoi figli in maniera meravigliosa come sta facendo, di poter godere dell'amore della sua compagna che è una ragazza meravigliosa. Il mio no. Devo arrivarci da te, ma non puoi interrompermi quando io sto tessendo gli elogi a Fanascola, anche perché mi hai fatto dimenticare quello che volevo dire, per cui non ti do la parola che tu possa essere messo in un lato oscuro a meditare sulle pulci nella tua parrucca. Tanto è un osso nella manica. È un osso nella manica. Siamo a posto, signori, buona domenica, come sempre, viva Monterosi, viva voi! Viva un pochetto anche me, se posso, viva l'Italia e che il futuro sorrida a tutti quanti, alle famiglie, ai bambini, ai genitori e a tutti gli uomini, che voglio esagerare, della terra, perché noi siamo sul pianeta Terra, non dimentichiamoci, chissà dove saremo fra 1000 anni. Grazie.